All'interno di Coldiretti Sardegna esistono tre movimenti: il movimento Donna Impresa, Giovani Impresa e Pensionati. Io mi occupo del movimento Donna Impresa, che promuove lo sviluppo dell'imprenditoria femminile all'interno di Coldiretti. Questo coordinamento nasce nel 1953, quando ancora le donne praticamente intervenivano sui temi sociali come la pensione, la scuola, eccetera. Poi nel 1976 assume il carattere di movimento e incominciano le donne a cercare di trovare un ruolo ben definito all'interno dell'impresa agricola e continua le sue battaglie per avere una tutela anche sulla maternità. Oggi è coordinamento Donne Impresa e si occupa di un progetto che è il progetto di educazione alimentare. All'interno del coordinamento c'è un gruppo di donne che si propone, attraverso ovviamente un accordo con Coldiretti MIUR, propone il progetto educazione alimentare all'interno delle scuole. Le imprenditrici agricole vanno all'interno delle scuole, fanno delle lezioni, spiegano l'importanza dell'utilizzo del prodotto a chilometro zero e anche la stagionalità del prodotto ai più piccoli, che sono i consumatori del domani, proponendo ai bambini anche delle visite didattiche all'interno delle fattorie didattiche e le visite anche nei mercati, in modo tale che comprendano al meglio l'importanza dell'utilizzo dei prodotti a chilometro zero anche durante la consumazione dei pasti. Diamo delle informazioni anche sulla lettura delle etichette, formiamo anche i più piccoli a dare una giusta lettura quando si recano nei supermercati, a leggere esattamente l'etichetta del prodotto, in modo tale che riescano a capire la diversità e l'importanza nell'acquisto del prodotto locale e soprattutto a chilometro zero. Diciamo che la maggior parte delle imprese al femminile svolgono sia l'attività agrituristica ma anche la fattoria didattica. Ovviamente per diventare operatori di fattoria didattica devono fare sempre un corso promosso dalla ORE di 90 ore, che va poi ripetuto ogni 2 anni. Praticamente c'è un corso di aggiornamento che va ripetuto periodicamente. In che cosa consiste? Nel formare l'imprenditrice agricola nel gestire ovviamente un gruppo di bambini che poi andrà a frequentare l'azienda agricola. Ovviamente devono essere delle aziende agricole ben strutturate, non è necessario che abbiano alle spalle l'autorizzazione agrituristica, ma possono far vedere esattamente, esclusivamente come viene coltivato il prodotto e come viene trasformato. Mentre chi vuole offrire anche una merenda ai bambini, alle persone che comunque vanno a visitare queste aziende agricole, devono avere un'autorizzazione, che è quella agrituristica, che comprende anche la somministrazione dei pasti. È un progetto adattato, ambizioso e attuale, perché comunque le richieste da parte delle scuole è sempre più frequente, per cui si sente proprio la necessità di far conoscere ai più piccoli il prodotto a chilometro zero. Questo è diciamo il nostro ruolo all'interno di Coldiretti.